11.000 a Venezia per la 40ª edizione della Suezo per i ponti, marcia non competitiva per una città da vivere a ritmo lento. Stamattina a Venezia la tradizionale corsa Suezo per i ponti. Luca Colombo e Paolo Colombatti. Dalla stazione qua come ci è arrivata? Con il traghetto per approfittare del giretto in barca, diciamo. Per non stancarsi troppo prima ancora di partire, dica la verità. Anche quello, dai, ok. Gli intrepidi si buttano sul tracciato di 12 km, gli altri dimezzano tutto, 6 km e 20 ponti contro i 42 del percorso lungo, 2 in più del numero di edizioni della Suezo per i ponti di Venezia. Chi l'ha inventata? Allora, Don Dino Berti, salesiano di Don Bosco, che intorno agli anni 70 ha pensato a un evento ecologico per proprio unire famiglie scolaresche e tutti gli amici che da 40 anni ci sostengono. 11.000 da tutta Italia, scaglionati in 2 partenze, traguardo simbolico in piazza San Marco con l'annullo filaterico del 40° e la medaglia. Davvero qui conta la partecipazione, in effetti non è proprio una corsa, ma una passeggiata di solidarietà, generosamente ristorata da 400 volontari. Avete la faccia di quelli seri voi? Sì, diciamo che siamo venuti qua per correre, però ci divertiamo anche. È la seconda questa. È un temerario lei? Insomma, ci proviamo ancora, dai. Parte delle quote di iscrizione andrà a sostegno del progetto di una casa d'accoglienza per bambini della missione salesiana di Lauarete, Brasile, Amazzonia. È capace di tanta strada la solidarietà.